Rieccoci, maratona di Primus Inter Pares, appuntamento mercoledì, e ricordo c'è l'appuntamento che domani con i vari candidati e presidenti della regione Veneto alle 23, invece questa sera nella prima parte parleremo di speciali elezioni con i candidati e nella seconda avremo ospite tra poco il sindaco di Padova Sergio Giordani. Allora abbiamo parlato, c'era qualcuno che voleva intervenire, però io vorrei cambiare argomento perché ho tematiche importanti da chiedervi, era lei Enoch che voleva intervenire? Mi sì, no, mi piaceva se potevo velocemente. Perché è vero che Pipitone è quello che prende un po' più tempo di tutti, è vero? Ma perché sono più lento. È molto passionale. No, volevo solo rispondere al collega Borile perché prima il collega Borile diceva noi non dobbiamo andare a casa perché l'opposizione chiede che noi andiamo a casa come governo. No, non è così. Noi riteniamo e pensiamo che alla luce sicuramente, almeno questo è il nostro pensiero, io la condivido, dovesse esserci un risultato elettorale dove il governo e chi sostiene il governo oggi non rappresenta la maggioranza del Paese, io in un Paese democratico mi farei una domanda, punto primo. Seconda domanda, e se fossi un parlamentare, fossi un membro del governo, mi farei la domanda se io oggi sono esattamente il rappresentante della maggioranza del Paese. Perché se così non fosse, chiaramente credo che in un Paese normale a prendere decisioni, soprattutto in un momento come questo, e arrivo al punto, dove le risorse che sono state in qualche modo per il momento promesse e che dovrebbero arrivare nel 2021 da giugno inoltrato e fino a giugno questo governo per il tramite di conferenze Stato-Regioni non solo dovrebbe redigere dei progetti per cui poi l'Europa dovrebbe validarli e dare il via all'erogazione delle risorse, una quantità di risorse mai vista prima, per fortuna, mi viene a dire perché non abbiamo avuto mai un periodo di questo così difficile, mi sento di dire che ci dovrebbe essere, mi aspetterei che a gestire una fase così storicamente importante ci fosse la maggioranza, una maggioranza e una rappresentanza della maggioranza dei cittadini in questo momento. Perfetto, ma replico. 10 secondi. No, ma neanche nelle democrazie esistono le legislature. Guarda che lei deve prima sta qui di più, perché se mi ruba il tempo esistono le legislature con un loro tempo, non quando viene stabilito dall'opposizione. È stato chiaro. Tema, abbiamo due tematiche, io prima di lasciarvi andare voglio parlare di due tematiche, la sanità e le infrastrutture nella regione Veneto, visto che parliamo di elezioni regionali. Inizio con la sanità. Faccio un ragionamento, vorrei dividere in due parti, sotto il profilo sanitario e sotto il profilo delle infrastrutture sanitarie nella nostra regione. Sotto il profilo sanitario è indubbio che il lavoro di Luca Zaia è stato un lavoro encomiabile, straordinario, un gran lavoro assieme ovviamente ai medici e tant'altro, riconosciutissimo, applaudito da tutti perché ha fatto davvero un grande lavoro. Però c'è anche da ricordare quello che è successo a Verona. A Verona sono morti 4 bambini, 9 molto probabilmente avranno conseguenze per tutti la loro vita e lì di chi è la responsabilità? Allora, onori e oneri oppure solo onori? La prima domanda. La seconda invece per quanto riguarda le infrastrutture, se sotto un profilo di infrastrutture ospedaliere noi siamo all'indietro o stiamo andando all'avanti, come si suol dire. Inizia lei Pipitone, visto che è un medico, quindi può iniziare lei. Dividiamo le due cose sotto un profilo sanitario, sotto un profilo, come dicevo, di infrastrutture sanitarie, poi parleremo anche delle altre. Per quanto riguarda poi la questione della sanità del Veneto, noi abbiamo sicuramente una buona sanità, è una sanità però che viene da lontano, è una sanità che ha una buona struttura sul territorio, quindi una buona organizzazione ospedale-territorio, abbiamo il sociosanitario, quindi le due situazioni sociali e sanitarie che sono integrate da tanti anni, vengono dai tempi della DC, questa struttura, tanto per essere chiari. Questa struttura nel tempo è stata indebolita in questi anni, sono stati tagliati i reparti, primariati, anche il territorio è stato indebolito, ma ha tenuto e grazie a questo la Regione Veneto ha dato una buona risposta al coronavirus. Ma questa è una regione dove ci sono anche delle cose inaccettabili, cioè per esempio la questione delle liste di attesa che è una grande vergogna, cioè, che c'era anche prima del Covid, si è aggravata dopo il Covid. Faccio un piccolo esempio io. Ricordiamo che i ragazzi, i bambini che sono morti a Verona, però perché vi dimenticate i ragazzi che sono morti a Verona. Bambini, no, lo so perché le dico, io non voglio accusare nessuno, però ci sono 4 bambini che sono morti, allora, quella appena è responsabilità... nati, ci sono 9 bambini che rimarranno e avranno conseguenze per tutta la vita e di questo non ne parla Direttore, nessuno. Questa cosa qua se ne parlava da tempo, chi doveva intervenire non intervenire, ci sono delle responsabilità da chi gestiva quell'ospedale sicuramente, perché dobbiamo imparare in questo Stato, in
questa regione, in questa città, che quando uno ha una responsabilità ne risponde, quindi chi era responsabile dell'ospedale doveva intervenire prima. Chi politicamente sapeva e non ha fatto nulla e adesso interviene, ci sono anche delle responsabilità politiche, dopodiché la magistratura ovviamente valuterà tutto. È evidente che ci sono stati dei procedimenti e dei percorsi che sono stati assolutamente sbagliati, su questo non c'è dubbio. No, chiedevo se su questo non c'è il dubbio. direttore sanitario... Su questo, vabbè, ma sono stati, mi pare che adesso si sono dimessi o sono stati messi da parte giustamente e si fanno gli accertamenti. Antonio, mi faccia finire su una cosa. Rapido perché sta sulla lista d'attesa. No, sulla lista d'attesa. Allora, la lista d'attesa, io faccio il diabetologo, faccio ogni anno circa 1000 visite in più di nuovi pazienti, che aggiungo a quelli che ho visto già l'anno scorso, quindi ogni anno una quantità di molle in più con gli stessi ambulatori e le stesse ore di attività specialistica. È evidente che c'è una scelta politica che non si vuole ridurre la lista d'attesa. Quello che bisogna fare, come ho sempre detto, è investire sulle nuove... Ma oggi non assumono nuovo personale, nuovi medici? Direttore, in questa regione i medici stanno scappando al Servizio Sanitario Nazionale, chi può, va bene? E allora io penso che la regione dovrebbe chiedersi perché i medici, gran parte dei medici, soprattutto radiologi, ortopedici, pediatri, ci sono dimessi 8 pediatri contemporaneamente a Campo San Piero, hanno dovuto chiudere il reparto l'anno scorso. Bisogna chiedersi perché questo servizio sanitario regionale non crea le condizioni perché un medico... Perfetto, e io sono uno che lavora nel pubblico e vuole lavorare nel pubblico. Tanto guardi, in maniera molto sintetica per dare spazio anche agli altri ospiti, se io vado a Padova a farmi curare, vado a Padova perché so che è un'eccellenza, perché ha una sua storia, una storia nella medicina, perché ci sono dei primari in gamba, non vado perché c'è un direttore generale nominato da Luca Zaia ed altro. Quindi l'eccellenza della sanità veneta è data dalla sua storia, da coloro i quali hanno permesso che questa eccellenza con i suoi primari, con i suoi medici, potesse strutturarsi. Quindi nel momento in cui l'eccellenza della sanità veneta funziona, sì, funziona perché storicamente ci sono delle figure che operano all'interno dei presidi territoriali, dei presidi ospedalieri, che sono riconosciute a livello internazionale. Non vado a Padova perché mi è stato nominato il direttore generale, che sia chiaro. Poi, oltre secondo concetto, ci sono dei presidi territoriali che sono stati azzerati, ragazzi, Guardiamo la Bassa Padovana, ma giusto per dirne uno, e non è una critica dei 5 Stelle, lo dicono gli stessi sindaci che portano la fascia tricolore col colore Lega e Forza Italia ed altro, sono loro che reclamano. 1. 2. E concludo, come mie riflessioni, oltre ad aggiungere il numero dei medici base, che per esempio sono anch'essi sicuramente anche in sottorganico. 4. Abbiamo il numero dei posti letto. Documento firmato dal dottor Mantoan, pubblicato sul sito della Regione Veneto, il 24,8% dei posti della sanità pubblica veneta è stato tagliato, aumentato l'8,7% della sanità privata. Così mi questo è un dato oggettivo. Drammatica, perché sentire la sanità, quando parla il Presidente Luca Zaia, sembra una sanità eccellente. Io ho dato dati pubblicati in Regione, sono dati pubblicati in Regione. Mi sembra un disastro. Pietro, vado in ordine poi... La qualità del servizio sanitario veneto, che è anche quella che ci ha consentito di uscire dalla situazione pandemica, è data dalla preparazione, dalla capacità dei nostri medici, dei nostri infermieri e da tutti i lavoratori e le lavoratrici all'interno del sistema sanitario. Quello che manca, ed è evidente in questa regione, è un'organizzazione coerente e completa del servizio e anche un'organizzazione infrastrutturale. Ha detto bene il collega prima, non è possibile che durante il lockdown tutta la Bassa Padovana per la chiusura dell'ospedale di Schiavonia si trova senza servizio sanitario. Non è possibile che le liste d'attesa siano così lunghe, non è possibile indebolire così tanto i distretti e praticamente azzerare il sociosanitario e darlo tutto a responsabilità dei comuni. Queste cose qui sono una conseguenza evidente della scelta politica del piano Azienda Zero, che è semplicemente una giustificazione di tagli al servizio pubblico, e in questa maniera qua si indirizza quello che è il servizio sanitario sempre di più verso il privato. Il problema è che il privato può scegliersi i propri pazienti e quindi non offre un servizio per forza equo e aperto a tutti i cittadini. Questo è il problema fondamentale, un problema di carenza di servizi strutturali e infrastrutturali per un taglio dei finanziamenti pubblici. Vincenzo Gottardo.
Allora, ci sono diverse cose da mettere a fuoco. Posso essere d'accordo che la gestione della pandemia noi dobbiamo molto sicuramente ai sanitari, dobbiamo ai medici, dobbiamo alla storia della nostra medicina, in maniera particolare a Padova, ma è fuori dubbio che l'azione politica nella gestione dell'aspetto anche sanitario insomma, sia in mano alla politica e quindi sia in mano a questa regione che ovviamente ha diretto, insomma, mette mano direttamente nella sanità pubblica, quindi insomma, se poi si vuol tirare acqua al proprio carretto si può fare, però penso che questo... Ma la risposta, Vincenzo, nelle liste d'attesa? Arrivo. Allora, la sanità sta vivendo, la sanità veneta, ma insomma la sanità in generale sta vivendo un forte mutamento, un forte cambiamento. Un forte cambiamento, sta cambiando il modo di fare sanità e di erogare il servizio sanitario. Sì, ma la rete ospedaliera nel territorio non la fate, allora, però non ha senso tagliare i posti letto e poi non prevedere la medicina di gruppo integrata, non prevedere l'assistenza domiciliare integrata. Io sono uno che protegge e che difende la presenza e l'azione dei presidi ospedalieri di Campo San Piero, Cittadella, Schiavonia e Piove di Sacco nel territorio, però non si può venire a dire che io sono molto vicino al territorio della Bassa Padovana, ma non possiamo dire che alla Bassa Padovana è stato tolto l'ospedale. Purtroppo per la Bassa Padovana, ma si è scelto che quell'ospedale avrebbe funzionato da Covid Center per 30 giorni, 40 giorni, non so neanche quanti giorni esattamente sia stato, ma per Covid Center di un'intera provincia. Ascoltate purtroppo, i sindaci sul territorio, vi dicono che con poche manutenzioni del vecchio ospedale di Monsegno si può dare un secondo ospedale a quel territorio. Facciamolo per favore, se ha aperto l'ospedale, finisce Gottardo, poi Enoch. Se questa eccellenza di Schiavonia è aperta oggi, è impensabile pensare che possa essere aperto l'ospedale di Montagnana e l'ospedale di Conselve. Bisogna invece lavorare sicuramente perché le liste d'attesa siano... Quindi lei vede positiva la sanità in Veneto, Gottardo? Ma più che positiva, io la vedo una sanità di eccellenza, certo, io sono convinto che ci sono delle cose da rivedere, da riguardare, ma perché stiamo facendo un profondo cambiamento. Oggi stiamo dicendo delle cose sulla sanità che fra 2 anni sono non superate, sono arcaiche. Enoch Soranzo. Io parto così, facciamo ordine e cerchiamo di contestualizzare. Perché se no, allora, uno, tutti hanno a livello internazionale, nazionale, regionale, parli con un cittadino campano, ti dice, per fortuna voi avete avuto Zaia durante il Covid, allora o sono tutti matti oppure bisogna contestualizzare. È chiaro e evidente che contestualizzare significa che all'interno di un quadrante si chiama Italia, all'interno di 11 anni di tagli o 10 anni di tagli che certamente non sono di centrodestra perché i governi sono stati tutti di centrosinistra. Pensare che i trasferimenti, e non penso, io vorrei dirti collega candidato, io sono uno di quei sindaci che per 10 anni è stata nell'assemblea dei sindaci delle ASL. Non sono uno qualunque che è passato per la strada, è uno colui che ha approvato i piani del sociosanitari, con tutto rispetto. E sono anche uno di quelli che ha seguito Schiavonia. Schiavonia viene scelto... E siete anche quelli che avete dato i voti per le varie ASL, i valori, e Paolo è andata per ultimo. Guardate che la chiedo scelta scusa, finire perché dopo io non riesco a finire per pensiero. E la vorrei completare, scusa, io non ti ho interrotto quando hai parlato. Aggiungo che Schiavonia non viene scelto per caso, intanto viene scelto per fortuna che c'è un Schiavonia, perché se vi ricordate dal punto di vista strutturale, per quanto riguarda tutte le terapie alle vie respiratorie, avevamo un problema di struttura per quanto riguarda che si chiacciavano gli impianti per l'ossigeno, se ci ricordiamo bene. E il Schiavonia, proprio perché è l'ultimo ospedale, quello più all'avanguardia, rispondeva alle caratteristiche tecniche per l'attività che doveva performante che aveva con i pazienti. Quindi non viene scelto a caso, vado alla Bassa Padovana perché l'altra... ma anche l'ospedale del Qatar non l'abbiamo scelto a caso, eppure nessuno l'ha visto. Posso finire per piacere? Certo, un po' di educazione. Una volta a scuola insegnavano educazione civica e le famiglie insegnavano l'educazione e qualcuno dovrebbe magari ripassarla. Volevo concludere nel dire che se noi guardiamo la nostra sanità, certamente che è una sanità di cui esserne onorati, fieri e contenti. Questo non significa che tutto vada bene e che non ci sia molto da fare. Giusto. La riforma sanitaria è rimasta a metà. Giusto. E io rispondo alla domanda perché non ha risposto a nessuno alla domanda del direttore. Infrastrutturale, servizio sanitario.
Servizio sanitario, se tu non hai le risorse dallo Stato, perché l'80% del bilancio è formato dalla Regione dai trasferimenti dello Stato sulla sanità, se ti tagliano i trasferimenti dallo Stato alla sanità alla Regione, la Regione non è che si mette e possa stampare di notte i Nessuno biglietti. ha tagliato niente. Chiedo scusa, sono 10 anni di taglio. Non Dopodiché, come è successo per le province, come è successo per le infrastrutture nei ponti. Ma abbiamo tolto il super ticket, cosa dici che abbiamo tagliato? Chiedo scusa, voglio finire, poi parlate. Dopodiché, nel momento in cui tagli i trasferimenti, è chiaro che non puoi, fai fatica a assumere quanto vorresti. Non è che il Presidente Zaia, chi ha amministrato fino ad oggi, dice ah che schifo, potrei assumere nuovi medici, pagare di più i medici, potrei assumere più per personale, che schifo, non lo voglio fare. Ma sono un pazzo, fa questa ragione. Evidentemente a monte c'è un problema di risorse. Terzo ragionamento, per la riforma, è chiaro che la riforma della sanità infrastrutturale aveva visto una visione, così ci è stata illustrata, dove c'era una riqualificazione, una riorganizzazione delle infrastrutture, tagliando i distretti, portando degli hub. A seguito di questo però ci devono essere tutte le opere complementari per portare i cittadini vicini con costi efficienti. È rimasta a metà del guado e l'intervento che ha detto che non è vero e poi la battuta, perché poi tocca ad Alain, una battuta rapida. Non è vero che lo Stato ha tagliato i trasferimenti a tutte le regioni. Lo stanziamento dello Stato per il Servizio Sanitario Nazionale ogni anno è aumentato, si è bloccato quando c'era il governo Berlusconi che hanno bloccato, nel senso non l'hanno aumentato, l'hanno mantenuto, adesso mi pare sono 116 miliardi, anche quest'anno è aumentato di 1 miliardo, il governo Renzi aveva aumentato addirittura di 2 miliardi all'anno, quindi non è che alla Regione Veneto arrivano meno soldi dallo Stato, ne arrivano di più. Quindi ogni anno, perfetto, quindi tanto per essere solo chiaro. una battuta, è verissimo, il super ticket è stato inserito con l'ultimo questa governo Berlusconi ed è stato tolto grazie alla sì, possibilità che ha dato questo governo, le regioni che ne avessero le risorse, di toglierlo, e il Veneto ha sfruttato questa opportunità e ha tolto i super ticket, quindi non è vero che ci sono stati dei tagli a livello nazionale. Alain. Beh, allora, ne ho parlato proprio con Luca Zaia ieri sera sulla sanità, perché insomma più di lui voglio dire, non penso che ci possano essere persone che in questo momento ci possono fotografare se la realtà. Con Zaia, mi ha detto una cosa semplice. Luca Zaia 10 anni fa diventa governatore, presidente del Veneto. Presidente, non governatore. Presidente, esatto, e ha trovato 68 ospedali. Oggi gli ospedali sono 68, quindi gli ospedali non ne sono stati chiusi. Partiamo da questi numeri semplici. I posti letto, prima ho sentito parlare, perché sennò cominciamo a dire tagli, chiusura, ospedale. Ecco. Poi ho sentito parlare dei posti letto, abbiamo sentito parlare dei posti letto, ci sono meno però posti letto. Però non è un vantaggio, rispetto... se erano 68 sono rimasti 68, dovevano migliorare, voglio dire. Perché non è così, non è così, non è così, perché in tutto il mondo la sanità moderna è, come diceva prima Enoch, ma lo sanno tutti, lo sa anche Pipitone, che oggi la gestione sanitaria si cerca comunque a centrale di creare degli hub, perché è lì che crei le specialità, è lì che riduci anche le spese, come tutte le grandi aziende, come tutte le grandi attività anche umane, devi gestirle più in grande per riuscire a ottenere i migliori risultati cercando di non far sprechi, per cui da questo punto di vista è così. I posti letto oggi non rappresentano più nulla, ma assolutamente più niente. Una volta per un'appendicite stavi 15 giorni in ospedale, oggi 2 giorni sei a casa, ma perché è un bene anche per la persona cercare di rimanere su un luogo che sia più salubre, che sia più vicino alla famiglia, per cui anche il tema dei posti letto è un tema che riguarda il secolo scorso, siamo nel 2020 vi ricordo. Dall'anno prossimo, nei prossimi anni, con questo aggeggio qui, noi potremo sapere quanti battiti cardiaci abbiamo, ci dirà addirittura la glicemia, cioè ormai l'evoluzione della scienza e della tecnologia ci sta consentendo di avere una serie di parametri addirittura sul nostro device, sul nostro cellulare. Per cui il ragionamento dell'ospedale, cioè in sé, deve comunque fare un'evoluzione. Non possiamo più pensare agli ospedali di una volta, dei casermoni enormi con 50 milioni di posti letto. Ma di cosa per la questione delle emergenze, allora voi dite, è vero, abbiamo il miglior personale sanitario del mondo, ma provate a immaginare di mettere il miglior pilota di Formula 1 su una Fiat 500. Cioè, per quanto sia bravo, non arriva a vincere. Quindi per vincere devi avere una struttura ospedaliera, un'organizzazione tale che ti consente di primeggiare. Se il Veneto è benchmark in Italia, cioè è la prima, è un riferimento per tutte le altre regioni, significa che siamo bravissimi.
Poi che ci sia da migliorare, siamo tutti d'accordo. Sulle liste d'attesa è stato fatto uno sforzo, no? Con l'apertura notturna, per la possibilità di fare gli esami anche alla notte. Siamo stati i primi a farlo in Italia. Ho la fortuna di conoscere molti medici e ovviamente importanti primari. E questi primari di Padova e provincia, li conosco davvero, si lamentano tutti. Ovviamente non lo fanno pubblicamente perché temono, perché ovviamente l'azienda ospedaliera poi si può rivalere se uno si comporta male. Però non ho mai sentito nessuno dire l'ospedale di Padova funziona come mi raccontate voi. E parlo di illustri primari. Ma certo che è così, direttore. Però poi vedo questi illustri primari andare a lavorare in Campania, farsi un'esperienza lì o magari in Calabria, ma di cosa vengono a dire mi lasci parlare, com'è la situazione. Mi lasci finire, non sto dicendo. Poi quando è ora di dire va bene, vengo col microfono, mi fa l'intervista e allora ti dicono tutti no, non posso perché hanno tutti un po' tra virgolette paura, però non è che parlino in maniera entusiasta della sanità in Veneto. Chi ci lavora? Non so se lo fanno perché di solito uno dove lavora si lamenta sempre, dicono. Può essere anche questa la verità. Però la verità vi garantisco. Voglio dire, se il nostro modo di operare, scusami, anche sulla questione del Covid, dove si è assunto la responsabilità del governatore su Vogani e tutto il resto in persona, è stato citato in tutto il mondo, per fare un nome su tutto, e qui lo posso fare. Per fare un nome, tutto il mondo è diventato pazzo. Per fare un nome su tutto, e qui lo posso fare, mi sembra, aiutatemi se dico un'eresia, che il direttore generale dell'ospedale di Padova, Flor, non è che vada d'amore d'accordo con Zaia, tanto per fare un nome che è stato messo da Zaia, quindi non credo, andrà in pensione, ma non credo che si lasci, mi lasci finire, tra Bacci e Tarallucci e Vino, insomma, tra il direttore generale dell'azienda. No, dico mica di no, io sto dicendo, a lei poi lascio parlare, sto dicendo, piuttosto che avere uno che mi dice sempre sì. Io sto facendo una domanda, mi pongo una domanda, se è vero o no, dico, tutto vero quello che dice il Presidente, sarà così, però dall'altra parte della campana senti chi si lamenta. Io mi domando da giornalista dove sta la verità. Questa è la domanda che vi faccio. Hanno torto uno, ha torto l'altro. Questa è la domanda che è abbastanza semplice, non è che dia colpe, è una domanda sul riferimento dei fatti oggettivi e soggettivi che nascono nelle aziende ospedaliere nel sul territorio. Perché chi parla non conosce il sistema sanitario, questo è il problema. La verità, in modo molto sintetico, sta che quando si dice non ci sono i tagli a sanità, chiariamo. Non è che perché non viene tagliata i trasferimenti della sanità e tu tagli i trasferimenti sul trasporto pubblico, tagli i trasferimenti sulla scuola, sugli altri capitoli di bilancio, poi i soldi che tu avevi dal tuo introito regionale, che mettevi in aggiunta a quelli dello Stato, ovviamente. Quindi allora il gioco che fate è un gioco che nella tecnica di noi amministratori che conoscono il bilancio la conoscono bene e che voi fate gioco facile per la campagna elettorale. In verità fatto 10, se tu togli da una parte, da qualche parte devi recuperarlo. Rubo il tempo perché c'è Pietro che manca, poi sì, ma semplicemente per dire, la risposta è semplicemente che noi sappiamo, Padova è un'eccezione, Padova deve crescere, non è al pari neanche di Treviso, non è al pari neanche di Verona, noi su Padova siamo pronti a fare una battaglia, almeno come padovani, di lobby in Regione Veneto, su questo non c'è dubbio, che possa essere migliorato, sì, e che vanno sbloccate le riforme da padovana, che Padova era un'eccellenza in Veneto. E lo sarà ancora, perché ci batteremo perché la nostra Padova che ritorni, però la strana sensazione che ci siano altre città del Veneto che sono più eccellenze di Padova. Ma noi siamo qua per questo, combatteremo per questo. Su questo, guardate, su questo ne sono sicuro. In Consiglio regionale andremo proprio per questo. Volevo dire, rapido. Rispondo nel merito rapidamente sul taglio dei posti letto. Il problema non è solo il taglio dei posti letto, il problema è tagliare i posti letto e non prevedere una rete ospedaliera sul territorio che può consentire al servizio sanitario di arrivare più vicino alla casa dei cittadini. Tu puoi anche tagliare i posti letto se prevedi un servizio innestato sul territorio, quindi assistenza domiciliare integrata, medicina di gruppo integrata, ad esempio trasferire quelli che sono i codici bianchi del pronto soccorso ai medici di base, raggruppandoli, ma non è stato fatto, non è stato fatto, gli ospedali Spock hanno completamente fallito. Ma guarda che siamo d'accordo. Sì, ma se non continuiamo a farlo, andiamo verso la Lombardia, non possiamo permettercelo con una risalita dei contagi. Ma su questo hai ragione, ma io ti dico, guarda che quello che mi chiedono le signore a me, le signore anziane soprattutto, è dire, devo dare pubblicità. Guarda Toso, ho bisogno di farmi prelevi, non
posso andare in ospedale per fare un semplice prelievo. E allora stiamo attenti e investiamo nella rete ospedaliera sul territorio, questo è fondamentale, poi avete fatto tagli e al momento non funziona. Micropresidente dei quartieri. Aiutatemi, Pipitone mi aiuti. Pipitone mi aiuti. Ma parlano di cose che non sanno di cosa parlano. Uno che propone il micropresidente per fare Pipitone, lei che ha esperienza televisiva. Sì, però non si possono sentire certe cose, direttore. Esperienza televisiva mi aiuti. Ah, pensavo di essere da medico, scusi. No, esperienza televisiva mi aiuta. Lo dicevo nei tempi lei e anche Borile esperienza televisiva. Devo dare pubblicità, devo salutare Simone Borile perché ha degli impegni elettorali, quindi non ringrazio, è stato con noi. In bocca al lupo per la campagna di sabato, di domenica e di lunedì per quanto riguarda lei e il suo partito. Grazie a Simone Borile, andiamo a pubblicità tra poco.